In Spagna ora, dove anche il Corpo Forestale è in prima linea nella lotta al virus, il nostro inviato è Gianmarco Sicuro. Sì, io le dico che facciamo la dieta del coronavirus. Lo dico sempre ai miei uomini che facciamo la dieta del coronavirus, una colazione ricca e si parte, perché poi dalle 8 alle 16 non ci fermiamo. Julio è caposquadra del Corpo Forestale di Toledo. Spegniamo incendi, interveniamo durante le inondazioni, ma adesso ci occupiamo anche noi di Covid-19. Trasporto di materiale sanitario e sanificazione di luoghi a rischio. I ragazzi di Julio ogni mattina indossano le protezioni e partono. Non dobbiamo toccare la parte esteriore che è disinfettata, spiegano mentre indossano guanti, maschere e tute protettive. Li seguiamo durante la sanificazione di una casa di riposo, un'attività che dura un paio di ore, che viene realizzata utilizzando anche un generatore di ozono. Lo lasciamo qui per il tempo necessario a purificare l'ambiente e quando torniamo ventiliamo con prudenza perché non ci sarà ossigeno. In Castiglia-La Mancia sono più di 1000 gli anziani delle case di riposo morti da inizio epidemia ed il coronavirus ha colpito duro soprattutto il suo capoluogo, Toledo. La città, patrimonio dell'umanità, teme soprattutto per le ripercussioni economiche legate al turismo. Chiuso è l'Alcazar, la magnifica fortezza, e vuota la piazza del municipio con la cattedrale del 1200. Vi siete mai fermati da quando è iniziata l'epidemia? Chiediamo. Riposeremo quando l'emergenza sarà finita, anche perché il coronavirus non va in vacanza.